Amici di Bella Sicilia, dopo tanto tempo che non ci siamo visti, ci ritroviamo oggi per preparare una ricetta particolare, lo sfincione palermitano. E allora vi do subito le dosi per l'impasto della pasta. Allora, dobbiamo andare a mettere noi lo prepariamo su mezzo chilo di impasto. Noi facciamo 350 grammi di farina. Innanzitutto vi do gli ingredienti. Allora, ci vuole la farina 00, l'olio di girasole, l'acqua e il lievito madre, che poi vi spiegherò come si fa il lievito madre. E allora, intanto andiamo a pesare la farina, 350 grammi. Il lievito deve essere un quarto della farina, il lievito madre. Quindi noi su mezzo chilo ne mettiamo 150 grammi di lievito e 350 grammi di farina. Il lievito va fatto con la farina Manitoba, mentre l'impasto viene fatto con la farina 00. Allora siamo 300, 650. (350 grammi di farina, 150 grammi di lievito, su 350 grammi di farina metà deve essere di acqua, quindi 175 grammi di acqua, 30 grammi di olio, 10 grammi di sale, allora qua siamo nel mio balcone, nel balcone di casa mia, e di qua si vede la Sicilia settentrionale, da Capodorlando si vede fino a Cefalù, però praticamente quando c'è che l'aria non c'è la salsedine, che è piovuto il tempo, oppure c'è il vento di maestrale, si vede Monte Pellegrino là in fondo, che però non si vede perché appunto siccome c'è stato il sole, l'acqua del mare evapora e c'è la salsedine nell'aria e quindi l'aria è un po' offuscata. E poi alle spalle ci sono le isole Eolia, Lecudi, Filicudi, Salina, Vulcano, Lipare e Stromboli si vedono. Ecco, già si è formata la palla, la pasta è pronta. Non si deve far lavorare molto perché altrimenti la pasta si brucia. L'impasto è pronto. Lo trasferiamo nella ciotola e formiamo il panetto. Di sopra si deve fare, per favorire la lievitazione, una croce. Di sopra mettiamo una pellicola a coprire. Allora, io sto facendo l'impasto, però per fare lo sfincione, visto che ci vogliono 3 ore per lievitare, io praticamente 3 ore fa ne ho impastato dell'altro e già è lievito. E ora lo andiamo a sistemare nella teglia. Allora, questo è l'impasto già lievitato. Vedete, ho fatto la croce come si è aperta perché già il panetto è lievito. Foderiamo la teglia con la carta da forno. Ecco così. Ora, qua sopra la carta da forno mettiamo un filino di olio. Stendiamo la pasta nella teglia. La pasta è un po' troppa per questa teglia. Questo pezzettino lo togliamo e poi lo friggiamo. Facciamo le lattopette, vi faccio vedere come
le lattopiette allontine. Abbiamo steso. Ora praticamente questo impasto steso in questo modo deve riposare 30 minuti nel forno con la luce accesa. Ora lo andiamo a mettere nel forno e intanto noi prepariamo il condimento che dobbiamo mettere per lo sfincione. Che sorpresa! La lampadina l'abbiamo accesa, mettiamo il preparato, il panetto messo nella teglia, lo mettiamo nel forno così. E intanto andiamo a preparare il condimento per lo sfincione. Allora, per fare il condimento dello sfincione occorrono le cipolle, i pomodori, l'olio, le acciughe, un po' di pepe, un po' di curcuma, lo sapete che sono io innamorata e gliela metto, l'origano, le cipolle, il pecorino, la mollica di pane grattugiata e poi il caciocavallo. Io il caciocavallo non ho trovato, metto la provola e i pomodori. I pomodori devono essere pelati. Allora, per primo noi andiamo a mettere l'olio con la cipolla nella padella. Affettiamo la cipolla. I pomodori sono 1 chilo. Le cipolle devono essere mettate quanto sono i pomodori, quindi se i pomodori sono 1 chilo, le cipolle devono essere mezzo chilo. Queste sono cipolle di Tropea, è una cipolla molto dolce. Allora viene fatta tagliata a rondellini. Perché questi due sono mezzo chilo, queste 2 cipolle, io le avevo già pesate. Cosa ne pensa di questa ricetta? E sua madre, ci parli un po', questa ricetta chi ne assaggerà questa sera? Mia mamma, per quanto riguarda lo sfincione, è una specie di pizza e quindi a lei la pizza piace. Quindi penso che l'assaggerà volentieri stasera. Solo che mia mamma ora ha perso un po', ha poco fame, si deve imboccare, non riesce a mangiare da sola. L'olio. Un 40 grammi di olio. Per questi qua per mezzo chilo. Se erano di meno, gliene mettevate 20. E dobbiamo mettere una goccina di acqua per far cuocere le cipolle. Lo diciamo di nuovo, adesso mettiamo, appena li sta per mettere l'acqua, via. Allora mettiamo anche una goccina di acqua in modo che le cipolle cuociono. Accendiamo il fornello. Mentre che le cipolle devono cuocere 10 minuti prima di mettere i pomodoro. I pomodori sono già pelati, quindi noi ora le andiamo a smenuzzare per mettere nella cipolla. Non appena passano i 10 minuti che la cipolla cuoce, aggiungiamo i pomodori, che io ho già precedentemente, per questioni di tempo, già pelate, ma voi sapete come dovete pelare. Mettete l'acqua sopra, quando l'acqua bolle lavate i pomodori, gliela versate sui pomodori, li lasciate in infusione un 10 minuti e poi la pellicina si staccherà da sé. Vi confesso una cosa, io lo sfincione non l'ho mai mangiato, quindi questa sera sarà anche per me una novità gustarlo. Andiamo ad aggirare le cipolle, che altrimenti quelle di sopra non cuociono. Allora, mettiamo ora 40 grammi di mollica.
La passiamo. Ora nella padellina mettiamo un pochino di olio. Accendiamo il gas. Guardate nel frattempo. Può dire qua nel frattempo? Nel frattempo la salsa è già quasi pronta, perché vedete è asciutta. Allora mettiamo la mollica e la facciamo tostare. 40 grammi di mollica. Se la pizza è di meno, questa era quasi 1 chilo, se è di meno ne mettete 20 grammi di mollica. Dovete girarla sempre perché altrimenti quella di sotto si brucia e non tosta. Prego. Io lo spengo, lo metto nella ciotola e lo metto nell'acqua fredda a raffreddare per fare più veloce. Mettiamo nell'acqua fredda, così lo facciamo raffreddare. Comincia a colorarsi già, vedi? Allora, per mezzo chilo formaggio ce ne vuole 100 grammi. E questo era, la pasta era di più di mezzo chilo, quindi noi almeno ne dobbiamo fare un 200 grammi. Allora, per mezzo chilo ci vuole 80 grammi di pecorino, questo però noi lo facciamo 160 grammi perché era, ripeto, di più l'impasto. Incominciamo a preparare. Mettiamo il caciocavallo, Prego, lo può dire. mettiamo le acciughine, Che cena sarà quella di questa sera? una cena speciale. Ricca di gusto e sicilianità. Le cose siciliane sono sempre gustose. Ci dispiace per le altre regioni, ma noi abbiamo piatte veramente sfiziose. Allora mettiamo la salsetta, Messo adesso in visione cosa stiamo preparando, signora Yolanda? lo sfincione palermitano, Sicilia, Sicilia. Cosa ne pensate di questo, di questa nuova ricetta della signora Yolanda? Lasciatelo scritto nei commenti. E tante le persone che scrivevano, ma quando la prossima ricetta? Cosa diciamo a tutti coloro che hanno aspettato? L'attesa è stata ripagata con un piatto veramente sfizioso. Dovevamo fare i fichi, ma ancora quelle purtroppo sono pigri, non maturano. Quelle che erano maturate prima se le sono raccolte, qualcuno è passato e ha fatto piazza pulita e quindi
Ok, adesso che faremo quindi? Ora mettiamo l'origano dopo e il pangrattato di sopra. Vedo. Tutto a misura. Tutto l'origano. Ecco fatto, l'origano è già pronto. Ora mettiamo il pangrattato abbrustolito. E poi in forno. Possiamo definirla una delle ricette più saporite mai fatte sinora? Penso che ce ne sono state saporite ricette, ma questa qua è particolare. Allora ho predisposto il forno un 20 minuti fa perché doveva riscaldare a 200 gradi, vedete? Ora la inforno sopra e sotto per 50 minuti. Nel frattempo lo controlliamo se ci vuole di meno, però il tempo dovrebbe essere quello, 50 minuti. Sono passati 40 minuti che l'abbiamo infornato e ora lo tiriamo fuori. Guardate che meraviglia. Lo tagliamo. E lo sfincione. E sarà un momento spettacolare, un momento che resterà per sempre impresso negli occhi della Signora Santa, che assaggerà forse per la prima volta? Per la prima volta, sì. Oh mamma, io particolare, chi sta in una pizza particolare, si chiama sfincione palermitano, io chi ci pude chi sa, io chi sarde che ci pude con pomodoro. Chi ama i momenti speciali si prepari ad un bagno di emozioni. Allora, mangiamo. È la prima volta che assaggia. Volevo saroci, se sono cose diverse. Faccio stato. Com'è, signora? Buono. L'assaggiatrice. Sono soddisfatta che possiamo essere che ci piaceva. Preferiti di sua madre. Allora, mia mamma come preferenza ha i dolci. Tutto ciò che è dolce, che c'è zucchero, per lei sono preferite. Soprattutto, per eccellenza, la granita al limone. Lei mangia granita al limone con i biscotti con la treccia. È il suo piatto preferito. Gli altri piatti, diciamo di meno. Pasta, anche pizza, cose, queste cose qua. Lei, gelate, se ci dai torte, devono essere cose dolci. Mia mamma ci piacciono buone. È vero, mamma? Non ci piace la neta o sei? Anche a me se c'era un bel bicchiere della neta era meglio la pizza. La granita, quindi. La granita. Sua figlia gliela fa, la granita. Io gliela faccio sempre mezzo litro di acqua, 150 grammi di zucchero e 150 grammi di limone, messa nel frigo, poi la frullo, 4 bicchieri, ne vengono 4 bicchieri, un bicchiere per mattina. Quando finisce facciamo l'altra, però deve essere granita al limone. Andiamo a fare 100 anni, andiamo a fare. 100 anni, noi ci mettiamo la firma per 100 anni. Andiamo a fare la festa. Quando fece? Ne fece 95. Tra 5 anni Una i bella, giochi d'artificio. una bella festa.
tenevano forte. Quanti anni ha, signora? Lo dica lei, quanti anni ha? 95, non ci riesci. 35. 35, no, mamma. Forse non ha sbagliato, è quelli che si sente, perché lei... Non è vero. 35 no. Una ragazzina Una donna ieri. speciale, simpatica, bella dentro e bella fuori. Qual è l'augurio per quando farà 100 anni? Cosa vorrebbe? Non lo voglio fare. No, arrivare a 40 anni. Ne ha 35? A 40 anni vuole arrivare? A 40 anni. A 40 anni? A 100 anni allora una grande festa? Facciamo. Facciamo una grande festa a 100 anni. O se ora si che faceva la festa? Con granite al limone. Torte! Faceva la festa a 100 anni, solo che la faceva un inverno con granita non ce n'era. Facciamo la torta. È stato un momento speciale, simpatico, emozionante anche questo. Grazie con tutto il cuore da parte di tutti gli amici di Bella Sicilia per quello che siete. Delle donne semplici ma che hanno un cuore grande, grande, grande. Il cuore ce l'abbiamo grande, anche l'età è grande. Io ho 71 anni, non sono una ragazzina, faccio la ragazzina io, gioco con i bambini. Mi avete visto che giocavo con i bambini? Io sono nell'animo, sono giovane, ma l'età è, i numeri ci sono però. E ringraziamo i tanti commenti che stanno arrivando. Grazie di cuore, al prossimo video, arrivederci! Arrivederci. Arrivederci!